primo giorno di Vinitaly, un suo bilancio? Ma direi super positivo, sembra che i dati dicano che c'è almeno più 10%. Sono state giornate interessanti, soprattutto dedicate al mondo degli operatori. Siamo di fronte a un comparto che cresce del 5% in fatturato, con quasi 9 miliardi di euro di fatturato, e il Veneto si pone come prima regione in Italia come produzione di vino, con 10 milioni di ettolitri. Abbiamo vini che crescono a due cifre, direi bene. Ecco, la percezione attraversando gli stand è una percezione di positivismo, diciamo. Beh, sicuramente non di pessimismo cosmico leopardiano, cioè qui effettivamente si respira ancora la voglia di crescere, di fare business e soprattutto di rendere globale il nostro vino. L'Italia è il primo produttore mondiale e quindi abbiamo questa mission, come si direbbe, di fare in modo che i nostri vini siano bevuti da tutti. A parte questa mission, tantissime iniziative in questa 47esima edizione, a suo parere quali le più interessanti? Ma direi innanzitutto l'aver voluto investire nel portare delegazioni straniere, è notizia dei cinesi ma è notizia anche delle molte delegazioni che anch'io ho incontrato. Dall'altro come iniziative sul fronte del sociale si è fatto molto, penso ai ragazzini Down piuttosto che altre partite. E direi che comunque Vinitaly è stato anche un corollario di attività, diciamo, extra esposizione, di convegnistica e di approfondimenti sui mercati che sono assolutamente importanti anche per i nostri produttori.